quando un branco di ragazzi si permette di brutalizzare il corpo di una ragazza facendole violenza. E magari il gruppo dei maschi si esibisce davanti alle videocamere dei telefonini, mentre lei, la vittima, sprofonda negli abissi dell'inferno. E cosa era capitato qui 79 anni fa? Se non uno schema tutto sommato abbastanza simile. Vittime e carnefici. Qualcuno sta soffrendo il dolore più straziante e nello stesso luogo, nello stesso istante, qualcun altro è lì che si diverte. Sono state le parole illuminate, per quanto crude, dell'abate di Bassano Andrea Guglielmi a portare all'attualità una delle pagine più drammatiche della storia della città ai piedi del Grappa, quando quel maledetto 26 settembre 1944 31 giovani vennero impiccati sugli alberi dell'allora viale 20 settembre, oggi intitolato a quei martiri, e in viale Venezia, dalla barbarie e malvagità dei nazifascisti. Un parallelismo a 79 anni di distanza che Don Andrea ha voluto fare davanti a una platea ricca di ragazzi e ragazze, proprio dove è stata deposta una corona d'alloro, per far comprendere a loro il significato dell'orrore, della violenza, l'eccidio dei giovani da parte di una dittatura scellerata che si ripete in altre forme, oggi pur mantenendo lo stesso contenuto di dolore e sofferenza. La violenza è la sconfitta della bellezza. Parole che hanno toccato le corde dei più giovani presenti alla commemorazione. Spesso non si è abbastanza sensibilizzati, per appunto questo motivo è necessario essere, bisogna combattere questa cosa qui perché è veramente grave. Un messaggio forte tornando a 79 anni fa però. Che bisogna sempre ascoltare gli altri, rispettare tutti, anche se hanno diversità, opinioni diverse, quindi mantenere sempre un rapporto bello con tutti. Secondo noi, secondo tutti, è una cosa molto importante che non dovrà più accadere. Il corteo si è quindi spostato al teatro Tito Gobbi, dove un minuto di silenzio è stato dedicato alla memoria dello scomparso 2 volte Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. E il messaggio è arrivato dallo storico bassanese Paolo Taggini. Pensare anche a quello che è successo, pensare alla storia, a quel grande inventario che è la storia per noi, ci può dare degli elementi utili per poter scegliere quali comportamenti adottare per una vita sicuramente più pacifica e meno, ostile verso l'altro.